Paura in piazza Ferretta Mestre quando poco dopo le 11:30 dal terzo piano di questo edificio è caduto un pezzo di cornicione. Fortunatamente a quell'ora non stava transitando, non stava passando nessuno. Solo un fortunatissimo caso del destino ha voluto che gli enormi blocchi di marmo non si siano schiantati sulla testa delle persone lungo il passaggio pedonale. Ci sono molti bambini. Questa zona, quella della Fontana, è molto frequentata al pomeriggio da bambini piccoli. E, insomma, se capitava mentre un bimbo giocava era un pericolo grosso. Immediato l'intervento con l'autogru dei vigili del fuoco per verificare non ci fossero altri pezzi di marmo pericolanti, eliminare le parti a nuovo rischio crollo e mettere in sicurezza i pezzi precipitati. Sul posto anche gli agenti della polizia locale. Transennato il porticato e interdetta l'area, la gente sotto shock ed esterrefatta per il reale scampato pericolo. Che bisognerebbe guardare che manutenzione fare in tutta la piazza, perché ci sarà questo, sarà un palazzo vecchio, ma ce ne sono altri anche di vecchi. Io adesso non me ne intendo quello che sta accadendo, quello che non sta accadendo. Bisogna che vengano le persone adatte. Si tratta del secondo caso in una settimana, sempre in piazza Ferretto, quando, sempre dai vigili del fuoco, era stato chiuso il porticato sotto ai tabacchi per il pericolo crollo. E abbiamo visto che era tutto transenato per la caduta del cornicione vicino alla tabaccheria e al bar sport. Dopo un giorno tutto si è messo a posto. Chiedere ai proprietari di controllare se le loro strutture sono ancora fatiscenti o meno. Sì, è un stabile abbastanza vecchio e in quello in parte l'Eccelsior è anche dismesso, penso. È uno dei buchi neri della città. Sì, purtroppo, e della piazza anche.